I sapori e le eccellenze del territorio restano ovviamente il cuore della festa, ma attorno a quel cuore, negli anni, è cresciuto un universo di esperienze che oggi rappresenta uno degli elementi più forti dell'identità di Friuli Doc. Un compendio di esperienze racchiuse nella mappa della più grande manifestazione enogastronomica della regione. E questa è la fotografia della 32esima edizione di Friuli Doc, in programma a Udine dal 10 al 13 settembre, che anche quest'anno occuperà una superficie vastissima del centro storico, trasformando vie, piazze, palazzi e aree verdi in un'unica grande festa diffusa. Circa 33.000 metri quadri, per dare una misura immediata comprensibile, paragonata a quasi 5 volte il campo di calcio dello Stadio Friuli. Un'intera città dentro la festa e una festa dentro la città. A Friuli Doc non si viene più soltanto per mangiare. La vera novità non sta soltanto nei metri quadrati, sta in ciò che accade al loro interno. La mappa 2026 racconta una manifestazione che dopo 32 anni ha progressivamente cambiato pelle. Accanto alle tante pro loco e alle tante realtà che portano nelle piazze i sapori della regione, dal frico ai chiarsons, dal prosciutto di San Daniele alla pitina, dal pesce dell'Adriatico alle specialità delle valli, fino ai dolci della tradizione e della birra artigianale, trovano sempre più spazio e occasioni per vivere la città e partecipare alla festa in modi diversi.